Buonasera da Sicilia 24, questi i nostri titoli. Palermo abbraccia Paolo Borsellino e gli agenti della scorta 33 anni dopo la strage di Via D'Amelio. Il minuto di silenzio e lo sventolio delle agende rosse rinnovano il dolore. A Sicilia 24 parla l'unico sopravvissuto, 4 i processi in cerca della verità e la scoperta dei depistaggi dopo l'eccidio. Notte di violenza a Palermo, turista salvata dallo stupro e 2 irlandesi picchiati, individuati presunti responsabili dell'aggressione all'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Catania, abbandonato con 20 euro in mano dopo essere stato investito sulla circonvallazione. Sdegno per la vicenda del giovane Salvo, il ragazzo disabile operato per le fratture riportate da un automobilista che resta ignoto. L'assistente sociale, se ha un minimo di umanità, si costituisca. Meteo in arrivo in Sicilia, la più forte fiammata degli ultimi decenni, si sfioreranno i 50 gradi, a rischio il record europeo di temperatura detenuto da Floridia, caldo estremo a Catania e Siracusa fino a giovedì. Il mare più bello 2025, la spiaggia di Custonaci, piccolo comune del Trapanese, premiata da Legambiente e Touring Club. Notte di emozioni al Franco Scoglio di Messina per il concerto di Ultimo, in 40.000 gli innamorati dei suoi sogni appesi. Calcio, sabato di acquisti per Palermo, Siracusa e Trapani. In Serie B il club rosanero ha definito l'arrivo del centrocampista Antonio Palumbo. Il Catania in ritiro a Norcia, pensa anche al mercato. Con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire. Via D'Amelio, 33 anni dopo. Palermo abbraccia Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il minuto di silenzio nell'orario della strage. Presente tra gli altri anche la segretaria del PD Elly Schlein. Ci fa il punto sulla giornata di oggi Marco Gullà. Ore 16.58, il ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta riempie Via D'Amelio a Palermo. Insieme al giudice, il 19 luglio del 1992 vennero uccisi anche Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuele Aloi e Claudio Traina. 1 migliaio tra cittadini, associazioni, familiari delle vittime ed esponenti politici hanno ricordato cosa è successo 33 anni fa in questa strada. La strage di Via D'Amelio, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha impresso un segno indelebile nella storia italiana. Un boato che ha cambiato le pagine di un libro dove ancora non c'è scritta la parola fine. Una verità non trovata. Un 19 luglio, iniziato questa mattina alla caserma Lungaro, deposto una corona alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Poi il laboratorio in Via D'Amelio con i bambini, fino al minuto di silenzio c'è anche il giudice Nino Di Matteo, accolto dagli applausi, così come la segretaria del PD, Elly Schlein. Per noi è fondamentale essere qui non soltanto per la memoria, ma per portare avanti l'impegno che serve quotidianamente contro ogni manifestazione del fenomeno mafioso, che purtroppo è ancora vivo e presente nella nostra società. Basti pensare agli attacchi incendiari che ci sono stati, ai beni confiscati. Le urla di Salvatore Borsellino, commosso quando ricorda il fratello Paolo, mentre in molti gridano fuori la mafia dallo Stato. Fuori la mafia dallo Stato! La fiaccolata chiude le manifestazioni del 19 luglio, presente Arianna Meloni e il ministro dello sport Abodi. E Antonio Vullo, l'unico sopravvissuto della scorta di Borsellino, ha parlato al nostro microfono. Il suo è certamente un ricordo molto doloroso. Lo sentiamo al microfono di Marco Gullà. Il primo ricordo che ha di quel giorno, soprattutto qual è? A primo impatto? Il primo ricordo è quello che purtroppo ci tormenta da 33 anni. Quel piede che ho avuto sotto, il piede mozzato di un collega, un fratello di Claudio Traina, che lo avevo sotto quello mio, quei brandelli di carne che
erano sparsi in via D'Amelio e quello è il ricordo più doloroso che uno si porta dentro. Dopo 33 anni ancora non sapere quello che effettivamente è successo brucia tantissimo sia a noi che abbiamo vissuto quei momenti, sia ai familiari che hanno perso i loro cari. Cerchiamo sempre di ricordare il sacrificio di queste persone perché dobbiamo a tutti i costi arrivare ad avere la giusta verità. 4 processi, ma ancora nessun mandante, una verità insabbiata fin dall'inizio che tutti invocano. Quella dei processi sulla strage di via D'Amelio è certamente una delle spy story d'Italia maggiormente coperta da azioni di depistaggio, da servizi segreti deviati e perfino dal sospetto di magistrati corrotti. Mallio Viola. Ben 4 processi, una cortina di fumo molto più alta di quella sollevata dalla bomba e un cordone di depistaggi. Quella della strage di via D'Amelio è anche la storia di uno dei più grandi insabbiamenti d'Italia, un depistaggio iniziato 1 minuto dopo l'esplosione, quando dall'auto sembra sparire una borsa, ma forse non è neanche questo il tema. Il primo processo viene imbastito interamente su una storia di pura invenzione che parte dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. I giudici pronunciano condanne all'ergastolo, ma tutto verrà ribaltato in appello quando il bluff viene scoperto e Scarantino viene condannato per calunnia e favoreggiamento. Il 21 ottobre del 96 si apre il processo bis che si concentra sugli esecutori materiali, ma anche questa volta le dichiarazioni di altri pentiti sono inaffidabili. In primo grado però erano stati inflitti 17 ergastoli e 175 anni di carcere con 10 assoluzioni, ma molte condanne non reggono, non vengono confermate proprio per l'inaffidabilità dei pentiti, stavolta Calogero Pulci e Francesco Andriotta, che vengono a loro volta condannati per calunnia. Il processo Borsellino Terra inizia invece il 28 gennaio del 98 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Per la prima volta si parla apertamente di depistaggio con le accuse mosse a 3 poliziotti. Dopo 3 gradi di giudizio il processo però non è ancora concluso, visto che la Cassazione ha annullato e spostato a Catania un nuovo appello. Intanto è in corso il processo Borsellino Quater. Scarantino esce di scena con il suo reato ormai prescritto, ma gli occhi sono ormai puntati verso il 5° processo che nascerà a breve. Secondo la procura era già stata insabbiata un'altra indagine sui rapporti fra mafia e imprenditoria milanese e Borsellino sarebbe stato ucciso perché voleva riaprirla. Accuse pesanti mosse a procuratori e magistrati del pool antimafia. Dopo decenni adesso si passano al setaccio intercettazioni che erano state formalmente distrutte ma che invece sono state ritrovate. Ma le ipotesi ancora non risolvono i misteri. Il coraggio quotidiano e la solitudine delle scelte di Paolo Borsellino, ma anche di Giovanni Falcone, sono al centro del docufilm di Ambrogio Crespi, Il fuoco della memoria, in onda oggi in seconda serata su Rai 1. Tra i testimoni che interverranno anche Fiammetta Borsellino, Pietro Grasso, Giuseppe Di Lello, Carmelo Canale, oltre agli studenti di scienze politiche dell'Università di Palermo. Adesso cambiamo decisamente pagina e parliamo di violenza. Purtroppo nella città di Palermo è un tema ai noi ricorrente. Una turista è stata salvata dallo stupro, 2 irlandesi picchiati, un'altra notte di violenza appunto. Intanto sono stati individuati i presunti responsabili dell'aggressione nel bar di Via Alloro a Palermo, dove è stato picchiato anche l'assessore Ferrandelli. Sentiamo. Non era il Foro Italico, ma poteva finire allo stesso modo dello stupro di 2 anni fa. Scenario la Vucceria di Palermo. Vittima una giovane norvegese che nel corso della serata ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Stordita e incapace di reagire, viene presa a forza da un gruppo di palermitani e portata a braccia in un angolo buio tra Piazza Caracciolo e Piazza Garaffello. A impedire l'epilogo della violenza sono stati 2 turisti tedeschi che non hanno esitato ad allertare il 112. Non si reggeva in piedi, ricordano, l'abbiamo riaccompagnata al suo B&B. Salvata dallo stupro, ma comunque rapinata della borsetta e dei suoi averi. E sempre nelle zone della Movida altri 2 giovani irlandesi sono stati picchiati a sangue da una baby gang. Uno ha riportato la frattura della mascella. Episodi di violenza continui che hanno coinvolto anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli, pestato mentre tentava di difendere un barista. Per quell'aggressione sono stati individuati 4 presunti responsabili, 2 sono minorenni. Nel mirino ci sono turisti, esercizi commerciali, semplici cittadini costretti a vivere in un clima in cui basta un nulla per scatenare un'impennata di violenza.
denuncia. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi ci ha tenuto a tranquillizzare il sindaco La Galla. A Palermo non c'è un aumento della microcriminalità, non è fra le città insicure. La presenza dell'esercito, chiesta a gran voce, non ci sarà. Per un aumento delle forze di polizia si dovranno prima reperire le risorse. Intanto, in barba ai dati in possesso del Viminale, Palermo si sente sotto assedio. Adesso andiamo a Catania, a sdegno per ciò che è accaduto al giovane Salvo, un ragazzo con una disabilità che è stato investito sulla circonvallazione e poi abbandonato come un pacco con 20 euro in mano. Lo hanno lasciato in questo modo e sicuramente in questo momento sfumano anche i sogni di una vacanza e anche la possibilità di camminare in ospedale con i piedi rotti. Sentiamo Eva Spampinato. Che ha subito comunque uno shock non indifferente perché sta male sia a livello fisico ma anche psicologico. La dignità in frantumi, i passi verso la conquista della propria indipendenza, spezzati, così come entrambi i piedi. Ecco come sta Salvo, 30 anni, ragazzo con delle difficoltà intellettive molto conosciuto e apprezzato a Catania proprio per la sua intraprendenza e il suo lavoro in un noto ristorante del centro. Come tutte le mattine, tutti i giorni lui si reca a piedi in tutti i posti che frequenta. Lo hanno investito e travolto qui mentre attraversava sulle strisce pedonali alla circonvallazione di Catania e il semaforo rosso indicava alle auto di fermarsi, ma non quell'auto con a bordo 2 adulti e una bambina. L'ha praticamente travolto, ha fatto 2 giri, 2 salti Salvo, quindi cercava in qualche modo di tenersi in equilibrio, poi è caduto a terra e la macchina gli ha schiacciato i piedi. Ma l'orrore non finisce qui. I pirati della strada non chiamano i soccorsi, non si fermano ad attendere aiuto. Lo caricano, lo portano davanti alla sede dove Salvo doveva svolgere un laboratorio per la cooperativa Controvento e lo lasciano lì. In mano gli mettono 20 euro, come se bastassero a sistemare tutto, come se la vita e la dignità di un essere umano, disabile o meno che sia, potessero valere così poco. Uno sfregio, un gesto disumano. Cosa insegni così ai tuoi figli? A scappare di fronte alle difficoltà, di fronte a un ragazzo che sta male, che può avere bisogno? I medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania hanno già operato il ragazzo che non potrà camminare per settimane e non potrà andare in vacanza con i suoi amici. Questa cosa l'ha molto destabilizzato, anche il fatto di non potersi recare al lavoro per lui è molto triste. La sua famiglia, gli amici, gli assistenti sociali lanciano un appello al rispetto, alla responsabilità, alla giustizia. Se avete un minimo di umanità, contattateci e costituitevi. Sarebbero 2, a quanto si apprende, i cittadini italiani detenuti nel centro di detenzione per migranti irregolari in attesa di espulsione, denominato Alligator Alcatraz, in Florida. Oltre all'italo-argentino Fernando Edoardo Artese, ci sarebbe anche un siciliano, Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, che è nato a Taormina. Caldo record in Sicilia, in arrivo una forte ondata di caldo che dovrebbe giungere già da domani, insomma le prime avvisaglie domani, ma il picco è previsto per l'inizio della prossima settimana. Le temperature saranno altissime tra Siracusa e Catania e potrebbero sfiorare i 50 gradi, ma sentiamo Francesco Aloi. Il record europeo dei 48,8 gradi registrato a Floridia nel 2021 potrebbe essere superato. Nei prossimi giorni, infatti, la Sicilia sarà infuocata, più di quanto non lo sia già. Le aree da cerchiare in rosso, secondo gli esperti, sono le province di Catania e Siracusa. La causa di questa ondata di caldo sarà la formazione e l'approfondimento di un'area depressionaria sul Mediterraneo occidentale che attiverà un flusso di correnti di scirocco proprio sulle regioni meridionali della penisola. La colonnina di mercurio in queste ore è già in salita. Già nella giornata di domenica le temperature massime in Sicilia potranno raggiungere i 40-41 gradi, ma successivamente tra lunedì e mercoledì è previsto un ulteriore aumento con punte fino a 43-44 gradi, localmente anche 45. Facile prevedere che le spiagge saranno i luoghi più gettonati in cerca di refrigerio. Ma attenzione, giusto andare al mare, però meglio evitare le ore centrali della giornata, quelle più calde. Preferire posti all'ombra e soprattutto bere molta acqua.
Acqua che servirà anche a chi si mette alla guida. Bollino rosso, infatti, persino sulle autostrade e sulle arterie principali. E intanto, mentre la forte ondata di caldo è all'orizzonte, si guarda già la colonnina di Mercurio, in attesa che le temperature ritornino alla normalità. Dovremo aspettare la giornata di sabato, quando correnti più fresche e settentrionali faranno il loro ingresso anche sulle regioni meridionali. È un gioiello della Sicilia occidentale dove natura, arte e cultura si fondano. Adesso Custonaci, piccolo comune del Trapanese, ottiene anche le 4 vele di Legambiente e Touring Club nella 25esima edizione del Mare più bello del 2025. Emanuela Corsi. La sabbia dorata, le acque limpide e cristalline, alle spalle la natura incontaminata della riserva naturale del Monte Cofano. Custonaci è un gioiello della Sicilia occidentale dove si intrecciano storia, cultura e bellezza. Ora il piccolo comune del Trapanese ha ottenuto le 4 vele di Legambiente e Touring Club per il Mare più bello 2025. La consegna è avvenuta nell'ambito della 17esima edizione della Sicilia Ambiente Film Festival di San Vito Lo Capo, che premia la gestione sostenibile del territorio. Un importante riconoscimento per il sindaco Fabrizio Fonte, che premia il territorio grazie alla presenza di tutta una serie di requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici. Custonaci è stato scelto come set di diversi film e serie TV, come il prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci, ma anche da registi hollywoodiani come Martin Scorsese per la docuserie The Sense. Repent! Come and be baptized in the River Jordan! Quest'anno la baia di Cornino è entrata a far parte della rete dei borghi marinari della regione siciliana. E adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra pochissimo con la Silent Room. Vi presenteremo questa oasi di silenzio che diventerà un rifugio per il corpo e per la mente. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, un'oasi di silenzio che diventa un grido, un rifugio per corpo e mente. Parliamo del nuovo progetto di un'artista libanese, Nathalie Harb, al Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, e la Silent Room. Sentiamo Davide Sardo. Si chiama Silent Room ed è molto più di un'installazione. È un invito a rallentare, a ritrovare se stessi, a rivendicare un diritto spesso dimenticato, il riposo fisico e mentale. Una stanza intima realizzata in legno e tessuti imbottiti, protetta da una copertura ombreggiante. Al suo interno una ninna nanna accoglie chi entra con dolcezza, incoraggiando il silenzio, la quiete, l'ascolto. Ma Silent Room è anche un gesto politico, racconta le ferite della città di Agrigento, la frana del 66, le disuguaglianze sociali, la distanza tra il centro urbano e la Valle dei Templi. Fratture che risuonano nel mondo intero, dal Libano al Mediterraneo, terre dove spesso manca persino un posto sicuro in cui dormire. Una Silent Room è un spazio rifugio, un spazio dove uno può essere se stesso, può essere un spazio protetto, un spazio pensato per la realtà urbana, che sia anche un spazio pubblico nella città, che sia disponibile a tutti e che tutti possono utilizzarlo. L'opera è aperta al pubblico gratuitamente fino a metà settembre negli spazi esterni del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento. Adesso la grande musica, perché ieri sera allo stadio Franco Scoglio Ultimo ha incantato i 40.000 presenti. Sentiamo. Una notte di magia, quella che è Ultima, regalata agli oltre 40.000 dello Stadio Franco Scoglio, un concerto da tutto esaurito per quello che è diventato negli anni un fenomeno generazionale della musica italiana. Empatia, energia, storie nelle storie raccontate nelle canzoni e nella musica del cantautore romano che ha battuto ogni record, ma anche umiltà e un legame con i giovani che passa attraverso le parole. Ore e 30 canzoni con un live che dice molto, la capacità di descrivere i propri sentimenti, anche quelli più tormentati, scegliendo un lessico semplice. Ultimo tiene il palco e sa rendere le sue canzoni ancora più belle dal vivo.
Ogni tanto gli esce un gergo romanesco, altre volte ringrazia Messina e la Sicilia, ma parla poco col pubblico, lo fa attraverso le canzoni e tutti si ritrovano in lui, in uno che non smette mai di credere nelle favole. Davanti a me! Adesso ci fermiamo ancora e poi il calcio con le squadre siciliane alle prese con il mercato ma anche con l'allenamento pre-campionato a tra poco. E adesso al calciomercato per la Serie B e la Serie C ci fa il punto Sergio Colosi. Sabato di acquisti per Palermo, Siracusa e Trapani. In Serie B il club rosanero ha definito l'arrivo del centrocampista 28enne Antonio Palumbo, 35 presenze, 9 gol e 10 assist a Modena. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di 1,5 milioni di euro più il cartellino di Francesco Di Mariano. Sul portiere Klinsmann c'è da battere la forte concorrenza del Sassuolo. Per il reparto arretrato seguito Matteo Bani del Genova, in alternativa Andrea Cristana del Brescia. C'è un nuovo portiere per il Siracusa che ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Farroni, 27 anni, la scorsa stagione 3 presenze nel Catania, complessivamente 205 in Serie C e D, con un passato tra Alessandria, Regina Vispesaro, Perugia e L'Aquila. Dopo i rinnovi contrattuali di Sarao, Azzurro per il terzo anno, Falla, Bonacchi e Ba, si lavora per altri arrivi. Ad operare sul mercato Antonello Laneri. Per il dirigente siciliano è già iniziato il Siracusa Ter. Gli arrivi di Luigi Canotto e Manuel Fischenhaller completano l'attacco che già poteva contare su Grandolfo, Ciuferri e Vasquez. Per Canotto 64 gol in carriera e tanta Serie B alle spalle con Frosinone, Regina e Chievo, si tratta di un ritorno, mentre Fischenhaller è andato in doppia cifra nell'ultimo triennio con Torres e Fermana. Rescissione per il norvegese Stenserud, una sola rete al suo attivo contro il Messina, ceduto al Vicenza il difensore Francesco Benassai. Adesso al Catania che lavora intensamente a Norcia ma con la testa anche al mercato. Il servizio di Francesco Triolo. La rescissione di Rocco Costantino, legato al Catania con un contratto sino al 30 giugno 2026, era nell'aria da giorni. È arrivata così da consentire al club di liberare un altro posto e a Costantino di firmare per il Chievo Verona in Serie D. L'attaccante nella scorsa stagione aveva giocato in prestito con Lucchese e Messina. La sua esperienza in rosso-azzurro si chiude con 21 presenze e 2 gol, incluso quello realizzato nel recupero della finale di Coppa Italia di Serie C 2024 contro il Padova, determinante per l'assegnazione del trofeo. Proseguono quindi le uscite in casa Catania. Tra i giocatori non convocati per il ritiro di Norcia perché fuori dal progetto tecnico restano da risolvere le posizioni dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Marsura, Montalto e Popovic. Per qualcuno si lavora alla risoluzione, qualche altro come Marsura potrebbe essere inserito in qualche scambio. Sul fronte mercato è caldo il canale con la Ternana. Lo scorso anno il club rossazzurro mandò in Umbria Cicerelli e Cianci, quest'ultimo riscattato dai rossoverdi. Adesso il Catania ha messo gli occhi sul centrocampista Andrea Vallocchia, ma anche su Salvatore Aloi. Vallocchia sarebbe però più funzionale al gioco di Toscano, ma c'è distanza tra domanda ed offerta. Intanto lavoro intenso a Norcia in ritiro, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti, possesso palla e partitella nel menù quotidiano di Toscano e del suo staff tecnico. Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti per averci seguito e buona serata.